3 persone sono morte travolte dal torrente Asinaro nella zona di Noto, nel Siracusano. 2 donne, Sandra Tuminelli di 33 anni e Maria Gioielli di 60 e una bambina di 7 anni, Marisol Latino, sono rimaste bloccate dentro una Y10 sulla quale viaggiavano insieme ad altre 4 persone. Il guidatore è stato arrestato. La procura di Siracusa gli contesta una grave negligenza nella guida dell'auto e l'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo. L'arrestato è Antonino Restuccia, 32 anni, infermiere professionale che lavora a Milano, cugino della bambina morta nell'incidente. L'uomo, su disposizione della procura di Siracusa, è stato condotto nella casa circondariale di Cavadonna. Era buio, non ho visto che il livello dell'acqua era così alto, la sua giustificazione. Sull'utilitaria viaggiavano in 7, tutti amici e parenti che tornavano da una festa. Il torrente Asinaro, di solito percorribile, era però in piena e non ci sarebbe stata altra maniera per passare al di là dell'acqua che attraversare un passaggio carrabile, questa volta risultato fatale. Restuccia si è spinto nell'acqua, ma il fiume ha travolto l'auto. I 2 passeggeri seduti nei sedili anteriori sono riusciti ad uscire dall'auto e fuggire. Anche la madre della bambina è riuscita a salvarsi insieme a un altro passeggero. Il maltempo non dà tregua e continua a far danni. Stamattina a Belmonte Chiavelli, a Palermo, un grosso masso si è staccato da Monte Grifone finendo contro un'autofficina. Vigili del fuoco e protezione civile hanno attuato le operazioni di verifica sul costone montuoso, considerando che nel 2009 una grossa frana aveva investito la borgata allagando case e magazzini. Il masso di circa 4 metri si è staccato nella zona di Casuzze, vicino alla centrale Enel, e dopo aver sfondato il muro dell'officina ha fermato la sua corsa contro un fuoristrada. Dai sopralluoghi dei vigili del fuoco è emerso che altre parti di Monte Grifone potrebbero staccarsi a causa della pioggia. Si tratterebbe di altri 2 massi di circa 2 tonnellate. In via Guido Ruggero, a scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 2 famiglie, inagibili 3 magazzini e i civici 19, 20 e 22. Problemi anche in provincia. 4 movimenti franosi si sono verificati la notte scorsa nel territorio di Cefalù. Lo smottamento più grave ha interrotto in contrada Allegracuore il traffico sulla strada provinciale 52 per il santuario di Gibilmanna, a circa 6 km dal centro abitato. Alcune famiglie sono rimaste bloccate per alcune ore per una frana a circa 3 km da Cefalù. Il torrente Ciachea tra Torretta e Capaci è esondato in queste ore a causa delle piogge. Il corso d'acqua ha allagato la via Raffaello Sanzio, che è stata chiusa al traffico. Disagi per i residenti che hanno avuto case e magazzini invasi dalle acque. Un weekend, quello appena trascorso, caratterizzato da vere e proprie bombe d'acqua che hanno destato non poche preoccupazioni oltre che ingenti danni. Una vera e propria emergenza che investe da una parte all'altra la provincia di Agrigento, a seguito delle abbondanti precipitazioni degli ultimi giorni, che hanno finito col provocare l'ingrossamento del letto del fiume Salso, che è tornato a far paura. Fin dalle 6 del mattino di domenica è stata proclamata l'allerta per le condizioni del Salso ed è iniziato un monitoraggio continuo che è proseguito per tutta la giornata, coinvolgendo tutte le risorse umane necessarie tra forze dell'ordine e protezione civile per far fronte ad un'eventuale esondazione fortunatamente poi scongiurata. E spostandoci a Ribera, anche lì l'acqua è straripata in varie zone, con inevitabili danni ad agrumeti, oliveti e vigneti inghiottiti dalle acque, magazzini allagati, strade chiuse per rischio crolli a seguito delle piogge degli ultimi giorni e dell'esondazione, oltre che del Salso, come abbiamo detto, anche dei fiumi Verdura, Platani e Belice. E sulla questione inerente di dissesti post maltempo prende parola anche l'associazione ambientalista Legambiente, che accusa la regione di irresponsabilità in quanto da troppi anni si assiste passivamente a queste gravi manifestazioni di inappropriatezza delle strutture che dovrebbero servire ad una messa in sicurezza dei luoghi più a rischio esondazione. Ed entra a gamba tesa sulla questione l'assessore regionale al territorio e ambiente Mariella Lobello. È il momento di dire basta agli interventi tampone, afferma la Lobello. È necessario mettere in sicurezza il territorio anche a costo di fare scelte dolorose. Basta morti, ora scelte drastiche, conclude l'assessore regionale. Sì alle demolizioni per salvare vite attraverso la predisposizione del piano regionale per il dissesto. Traccia quello che è lo sviluppo di un territorio, ma soprattutto in una linea